Carissime amiche e carissimi amici, il Museo di Nino Donia si arricchisce di nuovi ospiti e di nuovi cimeli. Oggi abbiamo come ospite il Mauro Manganaro, che è stato in passato un portiere, adesso è il preparatore dei portieri, lui ci spiegherà la sua carriera. E accanto a Nino Donia c'è Gaetano Beninato. Iniziamo, Nino Donia. Come vede, sempre nuovi ospiti e nuovi cimeli arrivano nel tuo museo. Sì, ho l'onore di avere accanto a me a Mauro Manganaro, ex portiere, mi ha dato una bella maglia. Vediamo che maglia ti ha portato Mauro Manganaro, che cimeli ricordo. ha portato. Quindi una maglia dell'FC del Messina ai tempi di Aliotta, giusto? Tempi da Liotta e Mister Oddo in particolare. Un bel campionato, quindi c'era gente come Mauri, Zampagna. È stato, diciamo, l'inizio di quello che è stata poi la mia carriera professionale, perché in maniera quasi inaspettata e quasi così, venuta la mattina vengo convocato, io facevo la primavera, in quel periodo venivo convocato in sede da parte del direttore sportivo bavarese e mi comunicava che a partire dal martedì successivo alla partita che sarebbe stata giocata fuori casa mi aggregavo direttamente alla prima squadra. Inaspettata, però è stato l'inizio di quello che poi sono stati quasi 22-23 anni di carriera come preparatore dei portieri. Ricordiamo che erano i portieri di quella stagione che hai allenato. Lì c'era Marco Storari, ho allenato io, mi sono affiancato, lì c'era Marco Storari, Cesaretti e Fumagalli in quel periodo. E poi da lì è iniziata tutta l'avventura che mi ha visto un po' girovagare a Milazzo, Gia Virtus, 3 anni stupendi, Giarre, ma 3 anni stupendi ad Acireale con Ugo Lotti, poi il ritorno di nuovo comunque a Messina e l'incontro fatale con Giacomo Modica che mi ha permesso di continuare fuori dall'ambito diciamo cittadino della provincia, comunque di poter continuare a cullare questo sogno, che di sogno sempre si tratta. E dove, con Modica sei andato alla Cavese dove? Siamo stati Cavese, Vibonese e di nuovo Cavese, e in attesa se c'è ancora la possibilità di poter continuare questo tragitto assieme. Sempre con Giacomo Modica. Che speriamo di avere l'ospite del museo, Nino. Così mi dice Mimmo Prevede. A breve. A breve. Qua sei in buone mani fra Gaetano Beninato, Mimmo lo Prevede, so, Giovanni lo Rotelosso. lo so, sono in buone mani. Qua, per la cronaca, diciamo, poco fa c'è stata una videochiamata anche con Peppe Catalano che ci ha regalato qua Gaetano Beninato. Devo fare i complimenti perché io sono sempre un po' restivo a certe situazioni e via, però devo dire che tramite Mimmo con gioia posso testimoniare veramente la bellezza, ma anche c'è vita. Possono sembrare cose ricordi. ricordi, cose che invece quando ci sono queste situazioni che si creano danno di nuovo vita, danno di nuovo lustro ed è veramente encomiabile l'impegno e oltre che i sacrifici che ci vogliono per portare avanti un progetto del genere. Però devo dire che veramente complimenti, non c'è altro che veramente complimenti. Sì. Lo dico con grande entusiasmo, anche con grande Onestà, non parole dettate dal momento. Lo so. Abbiamo parlato della tua carriera di preparatore dei portieri, però dici anche la tua carriera da portiere. Quella è, lasciamo, ho fatto i campionati dilettantistici, diciamo dalla terza categoria in su, tutti i campionati dilettantistici, ma era la passione, la voglia, tutto l'impegno che uno poteva mettere perché lo faceva veramente con amore. Non ho mai calcato i campi professionistici se non poi come allenatore. Però anche lì ci sono ricordi di vita vissuti comunque in questi campi polverosi che
in parte comunque mi hanno anche segnato per quello che è poi il lavoro, che è stato il lavoro poi successivo, cioè quella comunque voglia di rimboccarsi le maniche, di sudore, di polvere, questo un po' ha temprato nel tempo. E questo è stato fino adesso, diciamo, il mio cammino. Ultima curiosità, il portiere che ti ha impressionato di più per bravura, riflessi, allenati a destra, sicuramente sono tutti bravi, però qualcuno che ti è rimasto impresso? I portieri che io ho allenato? Che tu hai allenato, No, sì. i portieri che io ho allenato sicuramente tre su tutti. Il primo, lo dico sempre tra virgolette, ho l'onore di poter dire che nel calcio che conta, dopo aver fatto la primavera dell'Inter, aver lanciato Alex Cordaz a 20 anni, ed era un portiere che era già una macchina da guerra, tra virgolette. Quello Fiore a Crotone. si vedeva, è stato da 10 anni a Crotone, è capitano del Crotone, ed era una macchina da guerra già a 20 anni, si vedeva che esprimeva tutta la qualità che un portiere deve avere. Sicuramente Emanuele Manitta, per la forza esplosiva, per la capacità di lettura sulle traiettorie aeree, era invidiabile, e Di Masi, un ragazzo che ho avuto sia da Cireale, poi l'ho portato io per 2 anni all'Igea Virtus, ma un ragazzo che oltre ad essere un grande amico, ma l'ho diventato poi un grande atleta, un grande professionista, molto anche quando si allenava non lasciava mai nulla al caso, molto pignolo, bravo ragazzo che secondo me ha ottenuto meno di quello che un po' lui avrebbe potuto ottenere, ma legato solo al suo carattere istintivo. È un ragazzo che non faceva mai, rispondeva di getto, sbagliando alcune volte, è stato un po' quello che ha tappato la possibilità di poter giocare a certi livelli, anche se comunque nel suo curriculum ha campionati di Serie C, è stato secondo a Palermo, è stato il terzo portiere della Roma ai tempi di Capello, quindi è uno che comunque ha giocato a certi livelli. Bei campioni. Grazie Mauro Manganaro. Ora, Grazie a voi. con Gaetano Benenato vorrei che ci desse un ricordo del professore Ricciardi. Lui settimana scorsa è morto, abbiamo visto che Gaetano ha partecipato in maniera commossa anche ai funerali. Se ci vuole dare un ricordo del professore Ricciardi, che diciamo ha fatto la storia anche del calcio messinese. Sì, il dottor Ricciardi assieme a Ciccio Currò sono stati 2 pilastri del Messina. Di loro ricordo che erano 2 papà per tutti i ragazzi che entravano nello spogliatoio. Poi posso dire che erano molto divertenti, soprattutto nei ritiri, quando si facevano la corsa in salita, tutte e 2, anno per anno facevano sempre sta gara in salita e vinceva sempre Ciccio Currò. E Ricciardi lo prendevamo sempre in giro perché arrivava sempre secondo. Era piccolino. A livello umano, grandissima persona, risolveva sempre se c'era qualche problema, ti metteva sempre a tuo agio. Ne posso dire soltanto che era una bravissima persona. Grazie a Gaetano Benenato per questo ricordo. E ora una piccola curiosità, come potete vedere qua ci sono anche ora il Museo del Calcio Siciliano e il nome degli ospiti. Nino Dora ovviamente presidente, Presidente. Mauro Manganaro ospiti. Gaetano, a chi dobbiamo ringraziare per questa chicca? No, che... Questo a Domenico Previti, che lui è sempre attento a queste cose. Sì, Quindi. sì, è la conferma. Infatti, Nino, possiamo dire il Mimmo Previti è il braccio destro del museo ormai. sì. Quando Senza Domenico offesa Previti per chiama noi nessuno, rispondiamo eh. subito. Senza offesa per nessuno. Mimmo Previti Perché è stato anche un divulgatore, Mimmo Previti, del museo. Gaetano Benenato è venuto grazie a Mimmo Previti, anche Mauro Manganaro, quindi. Assolutissimamente. E gli ospiti non finiscono qua, giusto Gaetano? No, assolutamente no. Gaetano ha molti agganci e... Ci saranno delle sorprese. ci sarà anche un'inaugurazione appena il Covid lo permetterà, quindi Nino,
Per concludere, E comunque, ennesima gioia per te. sì. Non pensavo mai di arrivare a questi livelli. Va. E ancora, Così. come dice Gaetano, non finisce qui. Ancora siamo all'inizio. Siamo E non finisce qui. Neanche un anno cominciai. Ancora Un anno ero a questo punto. Va. Tante belle soddisfazioni. Sono orgoglioso di queste Per persone. noi è un onore venire qua. L'onore è tutto mio, perché ospitarvi a casa mia non pensavo mai, per esempio Manganaro, Venenato, i giocatori. Che vedevamo in televisione e ora... Appunto, perciò per me l'onore è mio e sono orgoglioso. E non finisce qui. Ma io venivo qua da ragazzino perché ci giocava mio zio e mio fratello. Sì, lo so, io, tu sei Pernice. io a Perniceto Sì, venivo sì, spesso sì, da sì, ragazzino. 9 anni, 10 Il dottore anni. Ricciardi a me è curona, già giovane, con un ginocchio. Sempre solo del ginocchio. Un giovane, sì. Va bene. Ringrazio Gaetano Benenato, Grazie che a voi. sicuramente rivedremo spesso e volentieri. Grazie a Grazie voi, Mauro grazie Manganaro e in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera da preparatore di atletico. Nino Doni. Grazie. Noi ci siamo sempre, Cino TV Grazie. Web, sei presente nel museo. Sì, grazie. Alla prossima, ciao! Ciao.